Statale Alemagna, da domani mattina riapertura totale anche di notte. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, l'edizione di giovedì 7 agosto 2025, notizia che troviamo in entrambe le edizioni dei quotidiani bellunesi. O parliamo del Gazzettino del Corriere delle Alpi. Leggiamo la notizia apparsa sul Corriere delle Alpi a firma di Francesco Dalmas. Vertice in prefettura Belluno, basta chiusura a singhiozzo, in caso di pioggia senza rischio di frane si potrà circolare. L'Alemagna tornerà transitabile anche di notte a San Vito di Cadore dalle 6 di domani e lo sarà tutti i giorni, 24 ore al giorno, anche quando pioverà, purché le precipitazioni non siano di tale intensità da movimentare eventuali frane. Così è stato deciso ieri alla fine di un vertice in prefettura Belluno. È stato infatti installato un nuovo sistema di monitoraggio e di allertamento che verrà verificato questa mattina in sede di sopralluogo tecnico per fissare definitivamente i valori delle soglie di rischio per le quali dovranno scattare i semafori rossi sulla statale 51 di Alemagna, la strada per Cortina e sulla sottostante pista ciclabile, e di conseguenza la videosorveglianza da parte della Smart Road per sanzionare chi passa con il divieto di transito in atto. Da domani dunque non più chiusure e riaperture a singhiozzo della statale anche di giorno causa meteo e conseguenti disagi. Il prefetto di Belluno Antonello Rocco Berton ieri ha presieduto il tanto atteso vertice con tutti i soggetti in campo e al termine del quale ha confermato: se non ci saranno ulteriori sorprese venerdì apriamo e attiviamo il monitoraggio. Al tavolo tecnico operativo erano presenti Provincia, ANAS, Veneto Strade e Forze dell'Ordine, Protezione Civile regionale, ARPA e rappresentanti dei comuni di Cortina e San Vito di Cadore, nonché Axatel, ditta incaricata dell'installazione dell'impianto di monitoraggio. Domani mattina, o meglio oggi, dice Franco De Bon, sindaco di San Vito, ci sarà questo importante sopralluogo congiunto tra Provincia, ANAS e la ditta titolare del dispositivo per testare i diversi scenari di allerta e simulare le azioni previste dal protocollo. Le imprese dell'ANAS hanno compiuto un lavoro egregio di sistemazione delle opere di mitigazione sul versante. Il martedì sera abbiamo sobriamente festeggiato insieme al sindaco di Borca di Cadore Bortolo Sala, nell'assessore Stefano Ghezze di Cortina, l'egregio lavoro compiuto a San Vito e a Cancia. Questa è sempre la dichiarazione del sindaco De Bon, che vediamo in questo scatto per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. Il focus: i pluviometri brevettati per anticipare le frane. La statale Alemagna è chiusa dalla notte tra il 30 giugno e il 1 luglio, quando si è verificato la prima colata che ha invaso la strada con i detriti del crollo del 14 giugno dalla Croda Marcora. Il sistema di monitoraggio con cui controlleremo il versante per allertare in caso di ulteriori frane, spiega l'ingegnere Marco Rossi di Axatel, è formato da sensori che monitorano in tempo reale lo stato della colata, sia dal punto di vista dei movimenti sia dal punto di vista della pioggia, perché la precipitazione innesca il movimento. I sensori sono pluviometri, clinometri e accelerometri. I pluviometri misurano la pioggia, anzitutto quella accumulata. Un altro livello di soglia è legato allo scroscio, quando in poco tempo c'è tanta precipitazione, e poi la pioggia persistente. Quando questi valori di soglia vengono superati, in automatico i semafori vanno in rosso perché c'è un rischio maggiore. Axatel ha poi installato altri sensori che considerano l'effetto delle precipitazioni, percepiscono se la colata si muove. Questa quindi la notizia principale che apre l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi e anche del Gazzettino. Passiamo adesso alla lettura dei titoli presenti appunto sulle due prime pagine. Continuiamo con il Corriere delle Alpi dopo il richiamo appunto dell'Alemagna, che finalmente una bella notizia per chi lavora in zona, per chi ovviamente viene in provincia di Belluno come turista, l'apertura 24 ore su 24 della strada Alemagna, che per più di un mese è rimasta chiusa, almeno non in modo completo in queste ultime settimane, ma non 24 ore su 24. Altro richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi: lingua è emergenza, nuova moria di pecore yak, l'USL avvia la vaccinazione di tutti gli ovini del bellunese. Incontro ieri con gli allevatori dell'Alpago, luogo dei primi focolai per la profilassi. Il timore è che la malattia si estenda ai bovini. L'articolo di Dalmassa, pagina 25. Valboite, il TAR dà torto a Valpe, tariffe rifiuti, aumenti ingiustificati. L'articolo di Sosso a pagina 29.
Cortina, stanga di Velta, le regole fanno querela, l'articolo di Michielli a pagina 27 e ancora foto di copertina che ci porta in questo caso ai Serrai di Sottoguda, successo per la riapertura al pubblico contingentata, niente bivacchi e sporcizia, 30.000 visitatori in un mese e mezzo ai Serrai, vediamo in questo scatto appunto un'immagine dei Serrai di Sottoguda, una delle oasi naturalistiche più amate del bellunese, colpita duramente da vaia ma risorta e riaperta l'anno scorso. La polemica all'UNESCO causa di overtourism, gli albergatori si dividono, gli approfondimenti li troverete a pagina 6 e ancora la disavventura, Ilary Blasi a Cortina scappa dalla mucca e questo scatto vediamo appunto la soubrette italiana mentre scappa da questa mucca, l'articolo a pagina 29 e il Corriere ci ricorda che mancano 183 giorni alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno, in questo caso ovviamente la notizia in primo piano riguarda la viabilità, niente paura, riapriamo in sicurezza, notizia titolo a piena pagina, Alemannia ormai vicina ad essere percorribile anche di notte grazie al complesso sistema di monitoraggio allestito. Il sindaco di San Vito Franco De Bon, finalmente torniamo a vedere la luce in fondo al tunnel dopo 45 giorni di buio. Altro richiamo che troviamo anche sul Gazzettino, vaccini agli ovini, ma sono già morti 70 fra IAC e pecore a causa dell'epidemia di lingua blu. Scale di Lambioia a termine, servono 4,5 milioni di euro, giorni decisivi per le scale mobili di Lambioi che andranno a naturale scadenza nell'agosto 2028. Il vice sindaco Paolo Gamba ha in previsione 2 viaggi, uno a Venezia dall'assessore regionale De Berti, assessore ai trasporti, e uno a Roma alla sede del turismo, infrastrutture e trasporti. Servono 4,5 milioni di euro per rinnovare l'impianto. Fa memoria Gamba, noi abbiamo accantonato 1,3 milioni in 3 anni, chi ci ha preceduto si è fermato a 20.000 euro. Non possiamo che chiedere aiuto a Regione e Stato, ma bisogna far vedere la buona volontà di metterci del nostro. L'articolo di Federica Fanta, pagina 4. Richieste indiscriminate di cittadinanza, Palazzo Rosso ora tassa al servizio, le richieste di cittadinanza intasano il lavoro degli uffici comunali e Palazzo Rosso risponde con un tariffario della serie: vuoi tutta la certificazione che ti serve andando indietro di decenni? Benissimo, però la paghi, con cifre che vanno dai 300 ai 600 euro, questa è la strategia varata dall'amministrazione, l'articolo a firma di Damiano Tormen e lo troveremo a pagina 2. Vigili urbani olimpici, rinforzi dalla Marca, notizia che interessa Cortina, articolo a firma di Dibona a pagina 12, la foto di copertina invece è dedicata allo sport, calcio, a Falcade finisce 2-2 con il Parma Primavera, terzo test e primo pareggio per la Dolomiti di Serie C. Croce Rossa mezzaluna di solidarietà con i colleghi di Gaza, l'articolo di Santina pagina 2 e ancora a pagina 5, Feltre, echi di Palio fino al Vietnam grazie a Kim la Feltrina, l'articolo di Mammani a pagina 5. Dario Fontanive firma un articolo a pagina 11 dedicato all'alpinismo, quell'impresa epica del 1925 sulla nord-ovest del Civetta. E addentriamoci all'interno di pagina 2, notizia in questo caso che interessa anche i discendenti bellunesi. Per richieste di cittadinanza ora si paga. Il fenomeno degli oriundi a caccia di ave italiane aveva intasato gli uffici, in media 120 richieste all'anno, con punte anche di 126. Con una delibera di giunta, Palazzo Rosso introduce una tariffa che va dai 300 ai 600 euro come contributo per ogni documento. Le richieste di cittadinanza intasano il lavoro degli uffici comunali e Palazzo Rosso risponde con un tariffario. Parliamo di 300-600 euro e questa in estrema sintesi la strategia del comune capoluogo rispetto al tema delle cittadinanze, soprattutto degli orundi che arrivano dall'altra parte del mondo a caccia di avi bellunesi per poter vedersi riconosciuto il passaporto italiano. Un tema che per i municipi va ben oltre le querelle, tutta politica e partitica sulle cittadinanze iure sanguinis e sulle identità territoriali, molto oltre perché si rischia di bloccare la normale operatività della macchina amministrativa. Possibile sì, soprattutto se il comune è piccolo. Era stato il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrini, a denunciare per primo la questione. Il suo municipio infatti ha avuto negli ultimi anni una mole di richieste da oriundi italo-brasiliani tale da impedire agli uffici di fare altro, e anche a Belluno, che pure è più strutturato e ha le spalle più larghe quanto a organico degli uffici, lamenta difficoltà legate alla pressante e costante richiesta di documentazioni per richieste di cittadinanza. 3 giornate alla scoperta degli sport olimpici, altra notizia presente a pagina 2, si comincia con la vela, notizia che ci porta in Alpago.
Dell'apertura della strada Alemannia ne abbiamo già parlato, dando spazio come notizia in primo piano per quanto riguarda la giornata di oggi. Rimaniamo invece nel capoluogo scale mobili, fine vita fra 3 anni. Nel 28 scade l'impianto che serve il parco di Lambio, i comuni a caccia di risorse ma servono 4,5 milioni. Gamba abbiamo già accantonato un quarto, ma chi ci ha preceduto non ci aveva mai pensato. Feltre, dopo il Palio un ponte tra la città e il Vietnam, siete gente speciale, la TikToker Kim vive a Feltre ed è rimasta folgorata dallo spettacolo girato in diretta ai parenti rimasti in patria. Ancora da Feltre, weekend tra Alfa Romeo e fauna selvatica al Vinchetto di Celarda, e sempre dal Feltrino Pedavena, giovani per la comunità lanciano messaggi di pace. Il caso di Lingua Blu, 70 capi morti, ma l'USL procura il vaccino, incontro tra levatori, azienda sanitaria e sindaci per fare il punto dell'epidemia, nessun pericolo per l'essere umano, anche latte e carne, prodotti sicuri. Dall'Alpago a Serena del Grappa, in gara sui 201 scalini della Torre Campanaria, Borgo Valbelluna cammina sul greto del fiume, scivola e si rompe il femore. Erano circa le 10 di ieri quando il soccorso alpino di Belluno è stato allertato dalla centrale del SUEM a seguito dell'infortunio di un uomo in Val di Scroa, a poche decine di metri dal ponte in località Campedei a Sant'Antonio di Tortal. Continuiamo con le notizie dedicate alla provincia di Belluno. Siamo ad Alleghe. Un secolo fa la prima salita sulla nord-ovest del Civetta. Il 7 agosto 1925 Emil Solleder e Gustav Lattenbauer violarono i 1200 metri di parete senza bivacco e con 15 chiodi. Davvero un'impresa. E ancora dalla Gordino, Serrai, 30.000 visitatori in 50 giorni, ora il comune li apre anche di sera, davvero una bella notizia per il comune di Rocca Pietore. Ponte nelle Alpi, case per i poveri in India, appello di Insieme si può. Quando il Covid nel 2021 si era fatto strada anche nel seminario gregoriano, aveva portato via prima Don Giovanni Unterberger, subito dopo Don Elio Larese. I due accomunati nella morte lo sono anche nel progetto di Insieme si può. In nome di Don Elio la Onlus sta costruendo una scuola in Africa, mentre nel distretto di Arialur, nel sud dell'India, è quasi ultimato anche il progetto Un villaggio in memoria di Don Giovanni, come possiamo vedere da questa fotografia. Cortina, pagina 12 del Gazzettino di Belluno, giochi, arriveranno vigili di Marca, il comune sigla un protocollo con Treviso per la fornitura di personale di polizia locale e di protezione civile in febbraio, collaborazione anche in ambito amministrativo e operativo per eventi e promozione territoriale anche dopo l'evento iridato, l'articolo a firma di Marco Di Bona. Pieve di Cadore, Dolomiti Blues and Soul Festival, la rassegna entra nel vivo, è un volano per il turismo, tutte le informazioni direttamente sul sito. E per gli amanti del Tiziano inizia l'estate tizianesca, triplo appuntamento, tutte le informazioni potete trovarle sul sito della Fondazione Tiziano. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso invece all'edizione del Corriere delle Alpi con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina 17 ed è la seguente: servizio idrico, la qualità è sufficiente, buoni dati ma non mancano i problemi. Assemblea dei sindaci del Consiglio di Bacino, è stato mappato finora un terzo delle sorgenti da tutelare. Notizia dal capoluogo, De Mas, 2 lavori in ritardo, Enel smentisce con la società ricostruisce per intero l'iter per la realizzazione della cabina elettrica, ad oggi non è ancora definito dove collocare il nuovo punto di fornitura. Inclusione adrenalina, la mototerapia conquista gli ospiti dei centri diurni, l'evento di Alvaro D'Alfarra e Valbelluna Free Ski sul Nevegal, prima l'esibizione degli atleti, poi i percorsi di abilità per i partecipanti, davvero una bella notizia da leggere. Ancora dal capoluogo, ma notizia che interessa l'intero territorio provinciale, Falco non trasloca per i parà, starà in ospedale. Trovata la soluzione per evitare lo spostamento del secondo elicottero a Pieve, all'aeroporto c'è la gara di paracadutismo e vediamo in questo scatto i 2 elicotteri del SUEM 118 nelle piazzole all'ospedale San Martino di Belluno. Continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese, siamo a pagina 21, notizie che ci portano a Feltre, belle notizie a livello culturale, quasi 2000 persone in chiese e palazzi, numeri raddoppiati rispetto al 2024, il Palio ha fatto da traino anche all'iniziativa del Fondaco per le visite guidate gratuite.
Un aggiornamento invece in merito all'incidente mortale avvenuto l'altro ieri a Santa Giustina, schianto mortale contro la bicicletta, indagato l'autista per il salto di corsia. La procura ha disposto il sequestro di entrambi i veicoli, il conducente sottoposto a tampone salivare e alcol test. In questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, il luogo dove è avvenuto l'incidente mortale e la foto della vittima. Parliamo di Mauro Mattucci. Questa è la dichiarazione del sindaco di Santa Giustina Ivan Minella. L'uso dell'autovelox scoraggerebbe l'alta velocità. Nel 2025 investiti in sicurezza di pedoni e ciclisti oltre 250.000 euro. Fonzaso, morte senza colpevoli per un boscaiolo, ma la madre ci riprova, fatto di cronaca. E ancora da Sovramonte, bar e impianti sportivi collegati da un tunnel per riparare le famiglie. Continuiamo a scorrere le pagine del Corriere delle Alpi, siamo sempre nel Feltrino, pedavena ciclabile, nuovo progetto, i due tronconi saranno in rete. Il comune ha intenzione di procedere per collegare la parte appena terminata con la pista storica, la scheda viene presentata per l'accesso ai fondi di comune. Lingua blu in campo, news numero 1, via la profilassi del bestiame, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo invece ad Agordo con un articolo a firma di Alessia Forzin, effetto Sinner, il tennis cresce, il comune riqualifica il circolo. Progetto da 1 milione per rifare spogliatoi, bar, terrazze e panoramica, impianti e abbattere le barriere. Cortina, atti vandalici sulla strada dei Reanche, le regole da un pezzo querelano ignoti, il percorso silvopastorale è stato messo a disposizione ai soli mezzi NCC in caso di colate sulla Lemagna, indaga la polizia. E per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, il luogo dove è avvenuto l'atto vandalico: sopra a sinistra l'albero incendiato in zona Ciampo de Croce, a destra la stanga divelta in zona Raffrata e la stessa sistemata dalle regole. Overtourism, incendiato un albero a Ciampo de Croce, notizia di Michielli. E ancora Domegge, incidente, volano con l'auto sulla rampa del garage 2 anziani in ospedale, come si può vedere da questo scatto in cui sono presenti i vigili del fuoco per recuperare l'auto che è precipitata appunto nel garage. Don Fabio deve restare in Comelico, ha un ruolo sociale per la comunità. Appello al vescovo contro lo spopolamento nel Feltrino del parroco di Danta e San Nicolò. Spero riveda la decisione, l'articolo di Stefano Vietina. In questi anni ha anche avviato iniziative che adesso saranno a rischio. Continuiamo a rimanere in Cadore, tariffe sui rifiuti aumentate in Val Boite, il TAR rigetta il ricorso di Valpe Ambiente. Il Tribunale amministrativo ha dato ragione al commissario liquidatore dell'Unione Montana e al comune di San Vito. Il commissario Russo non si era adeguato agli altri comuni andando per conto suo. Le reazioni: il sindaco del comune di San Vito di Cadore, Franco De Bon: pagavamo poco o stiamo versando troppo? Il sindaco di San Vito si riserva di leggere le motivazioni dei giudici amministrativi. La questione dei rifiuti è sempre molto sentita. Ilari Blasi in fuga dalla mucca dopo un tentativo di carezza. La conduttrice televisiva ha postato su Instagram un video divertente. Nella colonna sonora c'è la sigla di Heidi cantata da Elisabetta Viviani. E vediamo appunto in questo scatto la fuga precipitosa di Ilari Blasi di fronte alla mucca. Passiamo invece adesso alla rubrica Cultura e Società. Maratona di stelle al Lido, da Clooney a Roberts, i giorni da non perdere. Svelato il calendario delle proiezioni della mostra del cinema, da domani in vendita i biglietti, occhi puntati per il ritorno di Guillermo del Toro, sorpresa The Rock, attesa per Duse. Vediamo appunto in questo scatto i divi che saranno presenti al Festival del Cinema di Venezia. Ma continuiamo con la rubrica Giorno e Notte, rubrica che interessa il territorio bellunese. Sagra in veste olimpica a Polpette tra il rapper Dis Gaccia e i giochi. La kermesse indossa il bracciere di Cortina 2026 nella lettera sul manifesto, ma ci saranno anche i musici di Guccini, i fuochi, birre e cocktail analcolici. Dal 29 agosto all'8 settembre tutti a Polpette. Cadore e musiche per tutti i gusti, 3 giorni di concerti al Dolomiti Music Festival e ancora una montagna di libri. Incontri ravvicinati Monda e gli amici di New York. L'appuntamento è a Cortina d'Ampezzo. Come l'estate titianesca, notizie trovate già nell'edizione del Gazzettino. Tutte le informazioni potete trovarle visitando i siti specifici e a loro dedicati.
E terminiamo con lo sport bellunese. Si lavora per il Giro d'Italia 2026, tappa dal Feltrino al Comelico. La proposta è già arrivata a RCS, il clou potrebbe essere il Passo Sant'Antonio. La partenza sarebbe un omaggio per gli 80 anni dell'azienda Sporful. E ancora ciclismo, il Monte Avena Challenge laurea 4 bellunesi campioni, Ludovica Rossi, prima donna. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. Per rimanere sempre aggiornati sui fatti dedicati alla provincia di Belluno vi invitiamo a visitare il sito www.bellunesinelmondo.info. A voi tutti un buon proseguimento di giornata.